Euroregione.news. Ritorna in buona compagnia la festa del prosciutto di San Daniele. Ritorna la festa del prosciutto di San Daniele nella formula aria di Friuli Venezia Giulia. La kermesse enogastronomica è programmata dal 26 al 29 agosto nella città di San Daniele del Friuli, integrandosi con la promozione dei principali prodotti enogastronomici e del territorio regionale in collaborazione con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Nell'edizione precedente, in 4 giorni, ha totalizzato 100.000 presenze. Quest'anno gli organizzatori puntano a superare la soglia, contando anche di incrementare le presenze estere da Austria e Slovenia. Questa manifestazione è abbinata alle iniziative sulla strada del vino e dei sapori e il tipo di promozione integrata che ben rappresenta il nuovo claim Io sono Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività produttive e turismo. C'è una formula innovativa però che porta all'interno di questa festa un po' tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Beh sì, devo ringraziare il Consorzio del Prosciutto di San Daniele per aver assecondato proprio quello che era un mio desiderato, vale a dire sfruttare quello che è ormai il brand di questa festa, che insomma ci caratterizza tra alti e bassi dettati dalle note vicende ormai da 35 anni. E sfruttare il marchio, dicevo, del prosciutto di San Daniele per far sì che la manifestazione, potesse abbracciare un po' tutto il Friuli Venezia Giulia, per permettere, come ha detto lei, alle decine di migliaia di visitatori, di turisti che beneficiano di questa iniziativa, di conoscere un po' località, prodotti, cultura, storia del Friuli Venezia Giulia. Io l'ho sempre sostenuto, noi vinciamo se saremo in grado, e lo stiamo dimostrando, di fare sistema. Tutti i palinsesti, tutte le iniziative importanti che ci stanno caratterizzando sono di fatto ormai messe a sistema. Questo a me fa un enorme piacere, e i dati poi, se possono avere un loro significato, ci stanno dando assolutamente ragione. Comunque stiamo crescendo ulteriormente, sempre di più il Friuli Venezia Giulia, questo non lo dico io che potrei sembrare di parte, sta diventando meta ricercata dai turisti. La formula dell'evento non cambia nella sostanza, ha sottolineato Nicola Sivilotti del Consorzio Prosciutto San Daniele, introducendo la conferenza di presentazione. Ma in questa edizione il San Daniele veicolerà anche altri prodotti principali dell'enogastronomia del territorio, tra cui prodotti a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. 25 saranno i laboratori dedicati alla scoperta, degustazione e conoscenza del prosciutto, corsi di taglio del prosciutto e masterclass dedicate ai vini friulani e al formaggio Montasio DOP. Oltre 40 le visite guidate agli stabilimenti produttivi e 15 gli stand enogastronomici lungo le vie del centro storico. Non mancheranno le visite guidate alla città di San Daniele del Friuli e all'antica biblioteca guarneriana, a cui si aggiungeranno attività alla scoperta del Friuli collinare e del fiume Tagliamento. Aria di Friuli Venezia Giulia racconterà l'intero territorio regionale non solo nella 4 giorni di kermesse a San Daniele del Friuli, ma anche attraverso una serie di appuntamenti organizzati lungo la strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Dal 22 al 25 e il 30 e 31 agosto i riflettori si accenderanno di volta in volta su un diverso territorio della regione: montagna, carso, pianura, riviera, colli. Dopo 3 anni di cancellazioni e versioni ridotte, e dopo aver viaggiato lungo la penisola con la versione itinerante Aria di San Daniele, il ritorno a San Daniele del Friuli ci permetterà di mostrare quanto sia speciale e al tempo stesso semplice il nostro prosciutto. Cosce italiane, sale e aria, ha sottolineato il vicepresidente del consorzio Nicola Martelli. Ed è in questa dimensione, in questa prospettiva, che Aria di Festa vuole essere, anche per il futuro, immaginiamo, il punto di riferimento non solo di un grande prodotto che tutti conosciamo, ma anche di un territorio. Sì, assolutamente, il territorio per noi vale tutto, no? Come si diceva, una delle unicità del nostro prodotto è proprio il fatto di produrlo esclusivamente a San Daniele, nel comune di San Daniele. Però diciamo che San Daniele è un'ottima rappresentante di una regione fantastica, un punto di unione tra mare e montagne, e quindi sì, ben volentieri ci riteniamo alfieri e rappresentanti anche della regione, e siamo orgogliosi che Aria di Festa sia così, diciamo, l'evento principale, ma di tanti altri eventi regionali collegati con un'unica regia, ecco, quindi
per noi è un grande orgoglio. Ecco, quindi questa è la formula, possiamo definirla innovativa, che caratterizzerà anche le edizioni future di Aria di Friuli Venezia Giulia? Allora, diciamo che al giorno d'oggi fare delle previsioni così a lungo termine è sempre molto complicato. Veniamo da 3 anni che non voglio annoiare nessuno, ma ci sono state cancellazioni, spostamenti e soprattutto ci sono stati vari format diversi anche per noi, perché in primis l'evento principale è stato il Fuorisalone di Milano, quindi abbiamo portato tra virgolette Area di Festa e la regione San Daniele, la regione Friuli a Milano, il Fuorisalone con centinaia di migliaia di visitatori internazionali, ma abbiamo portato anche Aree di Festa in giro per le principali città italiane, con eventi da degustazioni e picnic e quant'altro, quindi siamo sempre molto aperti, siamo sempre in fase di evoluzione, quindi sicuramente vediamo, siamo molto fiduciosi che il format servirà e quindi speriamo, insomma, vediamo anche nei prossimi anni. L'apertura dell'evento, venerdì 26 agosto alle 18:30, vedrà la presenza della banda dell'Aeronautica Militare al completo. Domenica 28 agosto sarà possibile raggiungere la città di San Daniele attraverso un treno storico in partenza da Trieste e da Udine. Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito eventi.prosciuttosandaniele.it. Euroregione.news